Samuele Muglia, un'altra partita difficile, poi insomma sei riuscito a risolvere con un grande gol, come hai fatto anche a Monza, insomma, 3 punti fondamentali, siamo terzi da soli. Fondamentalissimi, veramente tanta roba, 3 punti sofferti, sapevamo che non era una partita né facile né scontata, si era messa bene per noi e poi il secondo tempo abbiamo avuto un crollo, non so bene se mentale, fisico, tecnico, non lo so, analizzeremo la partita perché una squadra come noi secondo me non si può permettere un calo così e non si può permettere che una squadra su 2-0 sopra si faccia pareggiare in casa così. Però poi dopo, preso il 2-2, forse la paura di non vincere gli ultimi 5 minuti abbiamo, penso, giocato i migliori 5 minuti della partita, abbiamo spinto, recuperato palle con un'intensità incredibile e abbiamo trovato, penso, molto giustamente il gol e quindi contentissimo per i 3 punti e per il terzo posto in solitario. È vero, comunque è una squadra che non molla mai, no? Abbiamo vinto tante volte di misura, però riuscite sempre comunque ad alzare questa asticella e insomma arriva sempre poi il gol vittoria. Ma più che altro riusciamo sempre a soffrire, Quello sì. però per ora ci è andata bene, rimaniamo imbattuti e ripeto, bisogna lavorare un po' di più su questa cosa qui, soprattutto in queste partite, perché quando andiamo fuori casa magari con squadre più blasonate non abbiamo niente a perdere, invece queste partite col palazzetto quasi mezzo pieno magari pesa un po' di più la palla, quindi dobbiamo migliorare lì e sono sicuro che insomma sia un proseguo convincente e ora speriamo che sabato ci sia altrettanta gente, altrettanto pubblico perché ne abbiamo bisogno e credo che la squadra se lo meriti. La cosa bellissima, andiamo sul piano personale, a fine partita sei andato da tuo padre, aveva in braccio tuo figlio e comunque ci hai emozionato tantissimo in quel momento. Grazie, mi emoziona anch'io perché veramente segnare davanti al figlio, davanti alla famiglia fa veramente piacere, ma fa piacere perché questa squadra veramente si merita per quello che facciamo e per quello che abbiamo fatto il girone d'andata al terzo posto. In bocca al lupo per tutto perché te lo meriti, Bomber. Grazie Dani.